Come si chiama e come è nata questa confraterna? Allora, la confraterna è nata il 13 di giugno di quest'anno e porta il nome di Sant'Antone, che è il san patrone di un paese da fa. E tutti i 13 di giugno, dopo l'anno e l'anno, è festeggiato su santo in questo paese. Saint-Antoine était un religieux qui était contemporain de Saint François et qui était un grand prédicateur en Italie. Il était originaire d'abord du Portugal, il est allé jusqu'en Italie. Pour la Saint-Antoine, qu'est-ce qu'il se fait? Des messes. Ah, je rigole. Deux, trois. À Saint-Antoine, on bénit des petits pains en signe bien du partage et de la fraternité. A San Cristovano cos'è? A San Cristovano allora è stata un'idea, quando noi cantavamo qui, malorosamente abbiamo volontà di Dio per intaramenti e paddoli, ci siamo ritrovati in questa sacrestia qui e c'era su San Cristovano chi figliolaia un burro e ci siamo posti la questione, non eravamo anche confraterni, non eravamo i cantatori corsi che cantavano per un'anima che se ne andava via e all'epoca abbiamo posto la questione al prete chi è su San Cristovano e il prete ha detto su San Cristovano è stato compro dal prete Paolo Martini, che è stato il prete di Davà per 40 anni, più di 40 anni, e lei ha comprato in questi soldi, posto che era un pilota di rally e che aveva fatto anche l'istituto di preti, il Giro di Corsica, che è una manica internazionale di rally, ha una Dauphine negli anni 56 e 1957, durante 2 anni. E questo gesto qui aveva voluto mostrare a corsa di l'epoca l'importanza di fare sport, che su sport qui di rally era un sport magnifico, ma di no, che era un sport pericoloso e che all'antistrada di Corsica sono magnifici, ma ci sono fare attenzione. E dunque per noi dire una bella cosa di rendere omaggio a un prete così e due di poter dire ai giovani che oggi hanno si vetture elettriche, si scooter eccetera, di dirgli fate i piaceri, andate di paese in paese ma fate attenzione perché la vita è cara. Le Christ s'est manifesté à Saint-Christophe sous la forme d'un enfant. Pour demeurer grand dans son âme, il faut servir le plus petit, le plus faible, le délaissé, disait-il. Lorsque Saint Christophe porta sur ses épaules cet enfant, l'enfant lui répondit « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté. » Et nous pensons, avec beaucoup de modestie, qu'il n'y a pas de petit don de soi dans la vie. A San Cristovano cosa si benedice? San Cristovano si benedice i vettori, i motori, i biciclette. Dalla storia santa, San Cristovano ha portato il Cristo si era trasformato in un ciuccio, in una forma di ciuccio, e San Cristovano era un gigante. E San Cristovano ha detto: so giugo, ma peso il mondo. Tu hai dato la tua vita per me, per attraversare il fiume. Sappia che oggi, portando a me, portando il ciuccio che tu hai portato il mondo. E noi, per noi, dunque, benediamo i vettori, benediamo i motori, le biciclette, eccetera, ma benediamo di noi a gente che sono dentro. E ciò che gli possiamo dire oggi noi, in tanto che confraterna, è che in da vita non c'è nulla di più bella che ti dà la sua vita per quelli che ci hanno dato la vita, posto che quando i nostri parenti, i nostri mammoni, i nostri missiari diventano vecchi, ci aiutare, ci dare un po' di suo tempo, un sorriso, un gesto, e ciò che il priore stasera ha detto durante la messa, ci ha fatto attenzione ai più deboli, ai più faticati, ai più famiti, a quelli che hanno bisogno e di dare un po' di suo tempo, anche una minuta per giorno, pari poco, ma è mondo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
altri avvenimenti di confraterna sono previsti o mica? Allora, abbiamo previsto il 13 di dicembre a Santa Lucia, faremo a suo giorno qui una processione con quei lumi in mano, posto che Santa Lucia, come lo dice il suo nome, è una luce, è la luce di Cristo che luccicheggia per l'umanità sana, e dunque in saeggia di noi c'era Santa Lucia, che era la santa patrona di paese di Borgogna, e sappiamo che fa è a Piaggia di Borgogna, posto che in Corsica c'è Ghisoni in montagna e Ghisonaccia in piaggia, c'è Bastelica in montagna e Bastelicaccia in piaggia, e sappiamo che i Vamidi sono gli stessi patroni di terreni, sono gli stessi Vamidi, posto che gli uomini cuidavano verso la montagna anche gli animali per far pasci i pecori, e il caso d'Ava e di La Fatinchi, Afa è un paese di piaggia e di impiadiera, ma Borgogna è un paese di La Fatinchi, della montagna. Dunque Santa Lucia è la santa patrona di Borgogna, e anche un Nava, posto che sono gli stessi Vamidi, e ma Dava questa festa qui. Poi ci sarà di sicuro a Messa dei Morti, e tanto stasera qui ci sarà una bella veglia con musica e canti, e spartirà in gira una zuppa corsa che sarà fatta da un fraterno Cristoforo Rossi, che ci farà una bella zuppa corsa con ski con Trento, vinerete pure a mangiare, sarete i nostri invitati quella sera, sarà la sera dei morti, e la sera dei morti piuttosto che tutto ognuno dopo la messa voltesse in casa sua, sarà di noi un bello scopo per un fraterno di far scontrare la gente e di far comunicare alla gente in giro a una zuppa, canti, risi e polifonie. Christophe Bocchettiamp è difficile o mica? Christophe Bocchettiamp ha la volontà di esce dalla lingua corsa per praticare la lingua inglese. Christophe Bocchettiamp is the best.